È un treno che sferraglia lentamente ma inesorabilmente sulle rotaie del Friuli Venezia Giulia. Accompagna chi ci sale lungo un viaggio nei luoghi nel tempo e si può salire anche con la bici. È l'esperienza vissuta dagli appassionati delle due ruote di tutte le età che hanno raggiunto Gemona per la manifestazione a tutta bici a bordo di queste carrozze vissute, cariche di ricordi e romantica nostalgia. Partenza da Pordenone per il convoglio che percorre il tratto fino a Gemona a fianco della FVG3, che è la ciclovia pedemontana del Friuli, bellissima, e che grazie al fatto che coesista di fianco al treno potrà essere percorsa da tante bici. Oggi in particolare le 80 bici che abbiamo caricato sul treno potranno fare 3 itinerari. Una volta arrivati a Gemona, un itinerario da 25 km fino a Venzone e ritorno, un itinerario un po' più impegnativo in salita di 42 km e un gruppetto ritornerà in bicicletta da Gemona fino a Pinzano. È stato fatto anche un bellissimo percorso sul Rinascimento friulano. Oggi andiamo a Gemona. Vediamo un po' di quelle che sono le bellezze della nostra regione e credo che questo sia importante in un momento in cui la cultura deve andare a braccetto con lo sport, deve andare a braccetto col tempo libero, deve essere qualcosa che deve essere vissuta pienamente. Pordenone Legge fa questo, ma faremo anche oltre. La FIAB lo ha già fatto. Col Rinascimento friulano stiamo facendo quella che è la rivisitazione di un grande artista del nostro Rinascimento, che è Giovanni Antonio de Sax, detto il Pordenone. Stiamo facendo gli itinerari sul Pordenone per tutte le chiese del nostro territorio e a ottobre faremo la grande mostra su quelli che sono tutti gli affreschi europei sparsi nei musei europei appunto del nostro grande artista rinascimentale. Noi sempre in bici, quando è possibile, anche al lavoro. Quindi è un'esperienza che avete già vissuto? Sì, super, anche per il relax in orario extra lavorativo, quindi la bici non inquina, fa movimento, fa bene alla salute, va bene per tutti, anche alle signore. Non credo mangerò perché farò la 40 km e non arriverò neanche a mangiare. Spero bere un po' d'acqua. Mi do da fare, ecco. Adesso sono in pensione da un po' di anni, per cui ho la possibilità di fare dei giri. Come quest'anno ho partecipato alla Via Francigena con a ruota libera, l'associazione di Pordenone appunto, ed è stata una bellissima esperienza e ne farò ancora, insomma, finché le gambe reggono. È interessante perché i treni sono vecchi di quando ero giovane io, diciamo, e quindi è un'esperienza interessante perché qua ci si ritrova in tantissimi con interessi anche diversi, perché qui c'è ruota libera, io faccio parte di quell'associazione, per cui siamo un'ottantina solo di ruota libera. Quando arriviamo a Gemona io scelgo il percorso di 25 km perché l'altro per me è troppo faticoso. E non mancano i campioni di ieri e di oggi. È un debito d'onore che ho verso questa città, verso le persone che vanno in bicicletta, si divertono, pure in una giornata molto assolata come questa, e quindi bisogna essere riconoscenti a chi pratica questo sport e chi contribuisce anche a divulgarlo, quindi l'ho fatto con molto piacere. Ho 19 anni, ho vinto un po' di maglie tricolori, quindi c'è ancora molto da pedalare. Adesso punto più che altro a una crescita perché ho ancora molto da migliorare. E poi vedremo, cercare di arrivare più in alto che si può. E quando si dice tutti in carrozza, si intende anche un'intera famiglia con pargoletti e biciclette al seguito. Siamo venuti anche l'anno scorso a fare il giro col treno storico, sempre con la cargo, e siamo rimasti sorpresi di poterla caricare nel treno e allora abbiamo replicato.